Agrigento avrà presso un ambulatorio veterinario per i cani dove si potrà procedere alla sterilizzazione e alla microchippatura. La notizia è ufficializzata nel corso di un incontro fra il sindaco Miccichè, l'assessore comunale Roberta Lala, il presidente dell'associazione Aronne Sandro Fanara e il vicepresidente Emanuele Cipolla e la socia Jessica Vecchio. Si dovrà quindi procedere a concordare il servizio con l'ASP. L'associazione Aronne si è dichiarata anche disponibile alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per creare una direzione programmatica comune per affrontare il problema del randagismo, coinvolgendo anche le altre associazioni animaliste. Ieri ho incontrato associazioni di volontariato. Io sin da quando ero assessore avevo affrontato questa problematica, avevo iniziato a mettere su il canile comunale in Corrara Consolida. Mi ricordo che abbiamo installato le attrezzature nella sala operatoria, quindi già è pronta per operare, quindi o microchippare il randaggio o anche per effettuare le sterilizzazioni. Quindi poi io mi sono dimesso, non ho saputo più nulla. Adesso come sindaco, anche affiancato dall'assessore Roberta Lara che ne ha la delega, abbiamo ripreso la problematica. Spero che in brevissimo tempo riusciamo a superare il problema, anche grazie all'associazione di volontariato, tutte quelle che si vogliono mettere a disposizione per la città di Agrigento. Io attualmente mi sto occupando di prendere un vecchio progetto che era stato addirittura presentato nel 2006, ma che poi ha ripreso Franco Miccichè durante il suo assessorato, che riguardava appunto l'apertura di un ambulatorio veterinario in accordo con l'ASP, dove verranno fatte le sterilizzazioni e una campagna di microchippatura per i cani, perché proprio la sterilizzazione è un punto importante per contrastare il randagismo. Io sto facendo questo protocollo d'intesa con l'associazione Aron, che ha grande esperienza, da molti anni, da un ventennio si occupa di animali, ma l'amministrazione è aperta anche alle altre associazioni che vogliono collaborare affinché questa piaga, perché dalle nostre parti il randagismo è veramente una piaga, i cani non hanno anche quel diritto fondamentale di essere assistiti per come si deve, e quindi noi vogliamo dare una svolta. Il primo impatto è aprire l'ambulatorio, ma abbiamo anche altre idee, possibilmente il progetto di presentare per aprire un canile, un'area sgambamento, un cimitero per cani. Non ci fermeremo all'ambulatorio. Anche per evitare che appunto i cani randaggi si moltiplicano e quindi... È l'unico mezzo per contrastare appunto il randagismo, la moltiplicazione, quindi l'accoppiamento, fare nascere altri cani e moltiplicare. Con la sterilizzazione del cane diciamo che diamo una soluzione, in parte una soluzione a questo problema. Questo è un piccolo passo, ma per noi è un grande passo come Associazione Aronne e come in nome di tutte le associazioni di Agrigento, perché la sterilizzazione è importante, solo con la sterilizzazione è possibile eliminare il randagismo, e quindi l'apertura di questo ambulatorio permetterà di sterilizzare a tappeto tutti i randaggi della città, ma non solo i cani ma anche i gatti, cosa che ad oggi non sono stati molto considerati. Con l'aiuto delle associazioni, questo è sicuro, quindi ci dovrà essere una sinergia di tutte le associazioni. Voi che vi occupate da sempre del problema del randagismo avete fatto una mappatura, avete un'idea di quanto è grave il problema nella nostra città, ma anche in altri comuni vicini? Allora, noi personalmente come Associazione Aronne non solo operiamo su Agrigento, ma anche ci chiamano su tutta la provincia di Agrigento e anche fuori. Quindi aiutiamo anche altri ragazzi di altre città, altri paesi in difficoltà, e questo lo facciamo solo con le nostre forze, con gli aiuti economici delle persone, le donazioni del Nord e basta. Quindi questo aiuto da parte del Comune sarebbe non solo per noi un ottimo aiuto, perché così ci sarebbe un risparmio economico e si potrebbero aiutare più cani, ma anche da parte del Comune che ha adesso attualmente delle convenzioni e quindi paga per accalappiare un cane e detenere il cane in un canile. Una raccomandazione, concludiamo, da fare ai cittadini. Prima di tutto si devono mettere in regola con la microchippatura, perché di certo non è il cane randaggio che va a abbandonare i propri cani, ma è il privato che abbandona i cani. Quindi con la microchippatura
quindi anche un controllo sulla microcippatura, la regolarizzazione di tutti i privati, avrebbero più difficoltà a mettere un cane in mezzo alla strada perché è un cane registrato, regolarmente registrato. Quindi invitiamo anche ai veterinari a sollecitare questa microcippatura anche su un cane oltre i 6 mesi, perché solo così riusciamo a bloccare questo abbandono.